Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera è molto semplice ed è anche molto breve, molto concisa. Il commento sarà altrettanto breve. Pioggia di fiori. Subhuti era discepolo di Buddha, era capace di capire la potenza del vuoto, il punto di vista che nulla esiste se non nei suoi rapporti di soggettività e di oggettività. Un giorno Subhuti, in uno stato d'animo di vuoto sublime, era seduto sotto ad un albero. Dei fiori, dal nulla, cominciarono a cadergli tutti intorno. Ti stiamo lodando per il tuo discorso sul vuoto, gli mormorarono gli dei. Ma io non ho parlato del vuoto, disse Subhuti. Tu non hai parlato del vuoto, noi non abbiamo udito il vuoto, risposero gli dei. Questo è il vero vuoto. E le gemme cadevano su di lui come una fitta pioggia. La storia è molto carina. Ci insegna a livello filosofico che tante volte non dobbiamo concentrarci su cosa c'è da dire o su come descrivere qualcosa che non può essere descritto solamente a parole. È un po' come cercare di descrivere un'emozione, è molto complicato. Quali aggettivi uso? Sarebbe più facile se si potesse trasmettere, far vivere quella sensazione, quella emozione. E quindi cosa gli dicono gli dei? Tu non hai parlato del vuoto, eri in meditazione, eri assorto a coltivare questo vuoto sublime. E noi non abbiamo udito il vuoto. Ecco l'essenza del vero vuoto, cioè qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato perché non è solo nulla, ma è proprio assenza, come se anche loro cercassero un momento di riposo e di silenzio. Per loro intendo ovviamente questi dei. Eh, è un po' come quando dovete fare una tecnica. Ci state lì a pensare. Le prime volte si pensa e solo alla tecnica, si cerca di muovere il corpo coordinati dalla testa, dalla mente che muove i muscoli, che faccia fare quello squilibrio al compagno e poi riesco a proiettarlo, oppure devo pensare a come controllare il suo attacco, devo evitarlo. Ecco, l'idea è di non pensare troppo, di non perdersi dietro a quello che può essere una congettura della mente, perché quella tecnica tante volte la potrete apprezzare in un momento di randori, di confusione, e per caso vi capiterà. E voi potreste anche rispondere: non so bene che cosa ho fatto, però ho fatto, credo così, e alla fine eravate pienamente nell'essenza della tecnica. Cercare di descriverlo, appunto, come vi ho appena detto, non so cosa ho fatto, ho cercato di fare quello, ma penso di aver fatto così, ma non sono sicuro. Quello è essere nella tecnica, essere la tecnica, andare al di là della tecnica. È un po' quello che cercano gli dei di dire a quest'uomo, ovvero che tante volte non si deve restare a pensare a come esprimere un concetto con delle parole o con dei paragoni umani, piuttosto cercare di riflettere su quanto unico sia proprio perché non spiegabile, perché non è affiancabile a qualcosa se non ha un'altra emozione, difficile da spiegare altrettanto. E quindi una sorta di momento di assenza che però lascia la possibilità di ascoltare qualcos'altro, come il vuoto vero, un silenzio dovuto al fatto che tutti cessano di parlare, di giudicare, cessano di assumere una posizione di spiegazione. È molto, molto bella questa storia, a me è piaciuta parecchio, soprattutto il finale un po' poetico orientale dove le gemme cadevano su di lui come una fitta pioggia, un po' come se l'ambiente andasse a coccolare quest'uomo che ha un attimino raggiunto un momento di illuminazione, di satori. Bene, detto questo, ci vediamo alla prossima puntata, un saluto e coltivate l'essenza delle cose e non le cose. Ciao!